Riccardo Szumski, Resistere Veneto, una grande esperienza maturata come sindaco di Santa Lucia di Piave, un'esperienza amministrativa importante. Da dove nasce la decisione di candidarsi? Beh, diciamo che dopo quello che è successo nei 5 anni scorsi, con secondo me una serie di violazioni dei diritti dei cittadini, delle limitazioni, ma non solo dei cittadini, delle imprese, di tutto il nostro sistema che è rimasto penalizzato, ho ritenuto, essendo andato in pensione e quindi non dovendomi occupare direttamente di tutti i miei pazienti, di dare vita a questo esperimento. Era un esperimento, strada facendo è diventata una magnifica avventura. Abbiamo costituito Resistere Veneto, che oltre alla mia persona raccoglie varie personalità, chiamiamo del mondo del dissenso, del mondo indipendentista, dell'autonomia, del mondo civile, insomma, di chi vuol fare anche dell'ambiente, e siamo riusciti a metterci assieme, e questa è già stata una bellissima esperienza, ma quello che è fenomenale è che siamo riusciti a raccogliere le firme, perché noi siamo stati gli unici che sono andati a chiedere ai cittadini: ci date il permesso di concorrere alle elezioni, e lo abbiamo ottenuto alla grande, quasi 30.000 firme, una cosa che non si vedeva da tempo, con gente che faceva 1 ora, 2 ore di coda per poter firmare i banchetti. E quindi ci proponiamo come una formazione, un'opportunità alternativa a destra o a sinistra, a quelli che hanno governato fino adesso, quindi un'opportunità di scelta che guarda con molta attenzione al mondo del non voto, che è la maggioranza oramai dei cittadini delusi, quelli che non vanno più a votare. E devo dire che su questo abbiamo avuto una serie di segnali di recupero che ci rendono molto ottimisti, senza essere trionfalistici, ma il fatto che abbiamo raccolto le firme già da sé parla da solo. Allora, lei ha esercitato per tanti anni la professione di medico di famiglia, di medico di base, per cui ha delle idee ben precise su quella che dovrà essere la sanità, su quelli che dovranno essere gli interventi sul sociale, e poi andiamo a parlare anche di un argomento importante che sono le infrastrutture. Ecco, questi sono i 3 focus a cui chiediamo a lei qual è il vostro programma. Beh, la sanità veneta è una sanità ancora buona, però c'è un problema: che in questi anni stiamo vedendo un rapido decadimento delle qualità, cioè non c'è più il cittadino al centro dell'interesse del sistema sanitario, ma c'è il risparmio. L'azienda zero è stata una riforma che noi contestiamo, non perché siamo degli spreconi delle risorse, ma perché non può essere l'unico movente economico che guida la sanità, deve essere la persona a rispondere ai bisogni, e probabilmente in questo momento noi in ogni parte del Veneto dove siamo andati abbiamo trovato parecchie lamentele, e non lamentele di chi, cioè fondate, cioè liste d'attesa, gli interventi procrastinati, le mancate risposte, il fatto che i medici siano sottoposti da un lato a dover tagliare anche loro perché devono fare i risparmiatori, e dall'altro hanno dei turni perché non ci sono i rimpiazzi, il personale viene ridotto. Abbiamo visto chiusure di ospedali, territorio abbandonato in maniera, specie nelle zone montane, pensate, ma anche nel Rodigino, insomma, c'è la tendenza a fare un unico ospedale per provincia. No, il territorio va sostenuto, c'è la crisi dei medici di famiglia che nasce da lontano, ma che poi è stata accentuata dalle politiche burocratiche che hanno trasformato il medico in un impiegato. L'ho vissuto sulla mia pelle, solo che io l'ho mandati a quel paese, però purtroppo troppi colleghi si fanno prendere da questo e si dimenticano che devono curare delle persone. Non stiamo parlando di robot, non stiamo parlando di altre cose, bisogna che torniamo a essere più umani. Chiaro che ci vogliono le risorse, e noi su questo siamo molto determinati, perché è inutile parlare di autonomia, la sanità è già competenza autonoma, è l'82% del bilancio. Se la nostra sanità è così buona che serve anche a altri territori perché la gente viene attratta dalla qualità, ebbene dobbiamo avere più risorse e bisogna ottenerle con le buone o con le buone rafforzate, chiamiamole così. Per quanto riguarda le infrastrutture, il Veneto soffre carenze a macchia di leopardo, sia per quanto riguarda la rete stradale che naturalmente quella ferroviaria. Qual è la vostra idea in merito? Noi siamo per rilanciare il sistema metropolitano ferroviario. Io ero sindaco quando ho firmato nel 2002, più o meno 2001, il primo accordo che prevedeva quelle ramificazioni da Venezia. Poi si è perso tutto per strada, è una questione di risorse. Va bene, credo che l'investimento su rotaia sia importante. Chiaramente questo deve essere accompagnato dai collegamenti, diciamo, modulari, per poter permettere alla gente sempre sul trasporto pubblico di non usare la macchina. Poi c'è il problema delle infrastrutture. Io non sono contrario, ovviamente sono stato sindaco, ho fatto delle opere.
Però la pedemontana è molto utile, costa un accidente, è costata un voto e pesa per moltissimi anni a venire sulle finanze della regione, e quindi bisogna imparare a fare le infrastrutture in base a scarsea, si dice in Veneto, e quindi noi siamo attenti. Quindi, visto che abbiamo questo sistema, noi saremo molto attenti a vedere di fare i collegamenti. La zona attorno a Verona che soffre, sulla Valdastico c'è un dibattito, non è che si può liquidare, faremo la Valdastico, bisogna trovare i soldi prima per andare lo sfogo a nord, che può essere utile. Dobbiamo collegare la zona industriale del Padovano rispetto alla pedemontana stessa, e anche dobbiamo parlare c'è sempre l'eterno problema della Romea, ma anche per il Rodisino, che di fatto si sente un po' escluso da questa problematica. Quindi va fatto questo, e con una innovazione, non viene calata dall'alto un'opera, vanno coinvolte le popolazioni, le attività imprenditoriali del luogo, perché non si può calare dall'altro, perché poi si fanno promesse che non si mantengono. Pensiamo a quelli lungo la pedemontana, dovevano andare a gratis, adesso pagano una boto.